Donne come tutte le altre nella loro vita di ogni giorno, ma anche donne diverse perché consacrate nella Chiesa e dalla Chiesa ad essere pure spose di Cristo. Silvia fa l'insegnante, Nella è progettista in uno studio navale, Katia è impiegata come segretaria in una scuola. Normali vite quotidiane fatte di lavoro, famiglia, amicizie e insieme vite virginali che la Chiesa veneziana ha consacrato a Dio nel corso di una solenne cerimonia in cui la loro scelta è diventata impegno di vita e di fede nell'Ordo Virginum. Forma di esistenza consacrata di origini antichissime, le cui radici si possono ritrovare negli Atti degli Apostoli e nella prima lettera di San Paolo ai Corinzi, l'Ordo Virginum è rinato a nuova vita con il Concilio Vaticano II. Silvia, Nella e Katia ne sono ora la testimonianza viva all'interno di una chiesa, quella veneziana, che attende la loro opera nelle piccole azioni di ogni giorno, come ha voluto sottolineare lo stesso patriarca, il cardinale Angelo Scola. Ad imitazione della Vergine, preservata in vista dei meriti di Cristo da ogni macchia di peccato, la vostra singolare vocazione di consacrate nel mondo indica quindi una chiara missione: esaltare la dignità della donna, testimoniando nella vita del secolo in cui resterete immerse come ogni donna il senso pieno dell'amore che ricevete da Cristo Gesù per donarlo al nostro fratello uomo. Una vita consacrata personalmente e pubblicamente a Dio in quelle che il patriarca ha voluto definire nozze mistiche con Cristo, una vita comunque nel solco della più assoluta normalità, che permetterà a Silvia, Nella e Katia di nobilitare la propria testimonianza di fede con la purezza di una verginità che ha in Maria la sorgente primaria dell'amore di Dio.